Scusate, questa è la nostra posizione maturata in base agli scritti di Elian Porguez e a tutte le opere, a tutte le conoscenze che lui ci ha trasmesso in tutti questi anni in cui abbiamo lavorato con lui. Adesso cerco di andare un po' veloce. Come è stato creato il parametro del 3% di spesa a deficit che oggi fa sì che lo Stato non possa arricchirci molto, perché la spesa a deficit che fa per noi è bassa, è solo del 3%, quando abbiamo visto ad esempio negli anni 90 di quanto era, ossia 3 volte di più. Questo parametro è stato stabilito da questo signore qua, che era un funzionario del Ministero del Tesoro francese durante il periodo in cui Mitterrand studiò questo sistema per la distruzione della base industriale del Sud Europa, e così è nato. Cosa ha detto Gaia-Bell? Abbiamo stabilito le cifre in meno di un'ora, è nata sul tavolo senza alcuna riflessione teorica. Mitterrand aveva bisogno di una semplice regolina da opporre a chi si presentava nel suo tavolo a chiedere di spendere. 3% è un buon numero, un numero storico che fa pensare alle Trinità. Pensate che oggi tutte le nostre disgrazie, tutta la povertà, la crisi economica dovuta a queste politiche di austerity, di insufficiente spesa, deficit da parte dello Stato, in buona parte dipendono da cosa disse questo signore qua all'inizio degli anni 80. Ok, sempre per rimanere nell'ambito del deficit democratico dell'Unione Europea, questo è l'andamento delle votazioni del Parlamento Europeo dal 1979 al 2009 e questi sono i risultati. Non è nemmeno il peggiore degli esempi, perché il Parlamento Europeo letteralmente non ha mai contato una mazza e difficilmente potrebbe contare qualcosa in una realtà così eterogenea come quella europea. Questo i tecnocrati lo sanno e lo dicono anche esplicitamente, tra l'altro. Le uniche volte in cui il metodo Monnet non fu applicato, di fatto fallì. La Danimarca nel 1992 si espresse con un referendum contro il trattato di Maastricht e ancora oggi la Danimarca è fuori dall'Eurozona. E sta bene. Francia e Olanda votarono contro la Costituzione europea, Costituzione europea che poi però, seguendo il metodo Monnet, fu ripresa tale quale all'interno del Trattato di Lisbona e votato in gran segreto dai nostri governanti. In Italia pensate che è stato approvato in agosto del 2008. E il Trattato di Lisbona è stato reso un documento illeggibile perché il gruppo che si fece carico delle sue promulgazioni, il cosiddetto NATO Group, aveva in testa questo obiettivo, ossia di renderlo un insieme di emendamenti, di frasi sconnesse, di continui rimandi a paragrafi, articoli di altri trattati, proprio per far sì che la popolazione non potesse comprenderlo e quindi neanche votarlo. E questo è quello che disse Giuliano Amato, a capo dell'Amato Group, in un'intervista del 2007. Disse proprio così: fu deciso che il documento fosse illeggibile perché non si doveva far sì che fosse sottoposto ad un referendum, in quanto il referendum e la Costituzione europea fallì proprio perché fu compresa e fu sottoposta alla votazione dei popoli. L'iniziativa legislativa in ambito europeo spetta unicamente alla Commissione e il Parlamento può approvare le leggi solo in concomitanza, solo se è d'accordo anche il Consiglio europeo, che non è eletto a suffragio universale, e quindi se il Consiglio non è d'accordo c'è un meccanismo complesso che fa sì che ci sia un continuo rimpaio di decisioni tra Parlamento e Consiglio, e ciò di fatto paralizza l'attività di proseguimento dell'iter di approvazione di leggi in ambito europeo. Tra l'altro le proposte della Commissione vengono pochissimo discusse in ambito di Parlamento e Consiglio, nel tempo ne sono state discusse solo un 15%, e in più la Commissione, grazie al Trattato di Lisbona, può legiferare direttamente per decreto, quindi in questo caso il Parlamento può fare ancora meno, cioè nulla.
E questo è il sistema, quindi il Consiglio europeo che approva le leggi e il Parlamento deve sempre attendere e imparare anche del Consiglio, non eletto dai cittadini. Commissione europea influenzata da think tank lobbies, Corte di giustizia europea più potente delle nostre Costituzioni, Banca Centrale Europea che lo stesso opera al di fuori di qualsiasi controllo politico. Lo Stato dov'è? Lo Stato è qui nel settore privato, insieme a banche, insieme ad aziende. E non può fare più nulla per regolare la nostra economia, il nostro benessere. Solo una cosa, ci costringe a pagare collettivamente, serve quello. Sì, perché deve fare l'interesse di questi signori. Serve solo quello. Le lobbies sono solamente i 5.000, hanno gli uffici a pochi metri da tutte le principali istituzioni europee e ogni anno spendono qualcosa come 1 miliardo di euro in attività di lobbies. Questi sono i discorsi di persone di spicco, di lobbisti del mondo dell'imprenditoria delle grandi aziende. Dicono esplicitamente, come nel caso di Daniel Jensen, che il processo di unificazione europea sta di fatto distruggendo gli stati, quindi distruggendo il loro potere di tutelare il bene pubblico. E questo sta facendo molto i nostri interessi, sta aiutando molto i nostri affari. Gli stessi commissari europei, come testimonia un articolo d'inchiesta di Paolo Barnard, che ha realizzato anche un video per Apple dal titolo I globalizzatori, gli stessi commissari europei praticamente chiedono alla fine ai lobbisti cosa devono fare. Per fare un esempio, parliamo delle lobby Transatlantic Business Dialogue, che è praticamente una lobby che fa gli affari a cavallo tra America, tra Stati Uniti e Europa, che ogni anno si presenta alla Commissione con delle tabelline, con delle liste su cui letteralmente la Commissione si dà i voti. Cosa abbiamo fatto quest'anno per privatizzare questo settore piuttosto che quest'altro? Ma siamo stati bravi, dai, +7. Cosa abbiamo fatto per ridurre gli stipendi di così piuttosto che di così? C'è ancora del lavoro da fare, dai, il 5 e 6. Se voi su YouTube guardate i video dei globalizzatori, questi documenti li vedete carta in mano, perché Paolo Barnard li fa vedere chiaramente, quindi non sono invenzioni nostre prese col copia e incolla da qualche sito complottista sotto internet. Sono cose assolutamente reali. Sempre per quanto riguarda il vantaggio della grande finanza franco-tedesca, allora Germania comprime i salari, fa sì che le sue aziende abbiano un immenso utile, aumenta ulteriormente i suoi profitti con l'acquisto dei titoli di Stato dei paesi PIGS, cioè del sud Europa e Irlanda, e impone politicamente con la sua pressione sugli organi europei l'austerity, proprio per far sì che noi siamo puntuali nel pagare questi titoli con i quali loro si arricchiscono. Questo è. Lo vediamo bene, la prova è questa qui. Questi sono dati del Banco International Settlements, fanno vedere appunto come il debito dei paesi PIGS è soprattutto nelle mani di Francia e Germania, che da sole detengono queste grandi fette qui di debito pubblico degli stati del sud Europa, dei cosiddetti PIGS. Il viola sono tutti gli altri stati del mondo. Colpo di stato finanziario, quindi come abbiamo detto prima nel caso dell'Italia, BTP che a novembre sono balzati il 7%, dimissioni del governo Berlusconi, sale al potere Mario Monti, ex presidente europeo della Commissione trilaterale e ex international advisor, quindi consigliere internazionale di Goldman Sachs. C'è creata una voce nei mercati che il crollo del valore di BTP sia stato causato da una svendita dei nostri titoli proprio da parte di Goldman Sachs. Non a caso il tasso di interesse schizzò alle stelle proprio a novembre di quell'anno. Faccio solo un altro esempio: l'Irlanda, che è stata salvata dal cosiddetto intervento della Troika, quindi BCE, Fondo Monetario Internazionale e Commissione Europea. Però pensate che il Fondo Monetario Internazionale come impegno ha chiesto proprio come impegno, ha fatto così,
ha chiesto impegno la cosiddetta INPS irlandese, cioè il fondo pensionistico statale dell'Irlanda. Sono tutti aiuti questo per testimoniare che tutti questi aiuti sono legati a queste particolari condizioni di austerity che vengono imposte dalla cosiddetta Troika. Quindi pensate, con un fondo pensionistico letteralmente dato impegno al Fondo Monetario Internazionale. E cosa dice Mario Monti? Il più grande successo dell'euro è la Grecia. Lo diceva a settembre del 2011 e questa è la situazione a febbraio di quest'anno. Il quotidiano The Guardian testimonia proprio come la Grecia sta vivendo una forte crisi umanitaria. Pensate che si stimano circa 500.000 di bambini che soffrono di malnutrizione in Grecia. Questo signore qua è Jacques Attali, anche lui faceva parte dello staff di Mitterrand quando progettarono l'architettura dell'Eurozona. E in un dialogo privato con l'economista Alain Pargues disse una cosa molto importante che fra un po' vedremo. Alain Pargues gli chiese: cosa state facendo? Così facendo, con questo sistema di fatto distruggerete tutti gli stati d'Europa con l'euro. E cosa rispose Jacques Attali? Rispose questo: cosa credeva la plebaglia europea? Che l'euro fosse stato fatto per la loro felicità? Vabbè, velocemente, questa è un'ennesima sciocchezza detta da questo personaggio veramente inqualificabile, il quale in un libricino di nemmeno 100 pagine in cui ha infuso tutta la sua immensa scienza economica del 1997 ha scritto di fatto che per l'euro bisognava essere disposti a qualsiasi sacrificio, addirittura alla morte. In particolare, quello che deve sopravvivere è l'euro. Quelli che dovete morire siete voi. Mario Draghi, l'ho già richiamato prima, dice esplicitamente che l'euro non deve essere messo in discussione, il cosiddetto metodo Monnet di procedere per passi irrevocabili. E altra affermazione di Monti proprio per capire il grado di ademocraticità che è insito nel pensiero di queste persone, di questi tecnocrati fautori dell'Eurozona e dell'Unione Europea. Mario Monti, in un intervento presso l'Università Guido Calli, dice esplicitamente questa cosa qua: non dobbiamo stupirci della crisi che stanno imponendo loro. L'Europa, per poter fare passi avanti, deve realizzare cessioni di sovranità a livello nazionale e la popolazione, tutti noi popoli, dovremmo essere pronti a cedere le nostre libertà, i nostri diritti, proprio nel nome di queste crisi, perché a un certo punto il costo psicologico di non fare queste scelte dovrà diventare insostenibile. E lo dice esplicitamente. Padoa Schioppa, un altro grande tecnocrata, adesso passato miglior vita, disse esplicitamente già nel 99 in un quotidiano francese: l'Europa non nasce da un movimento democratico. Il metodo attraverso il quale l'Europa è stata costruita è un metodo di dispotismo illuminato. Questo lo dicono gli stessi tecnocrati. Quello che vi sto dicendo io, non lo diciamo noi, lo dicono loro. Siamo arrivati alla fine, adesso vado molto velocemente una rapida carrellata di opinioni di alcuni grandi economisti che ci sconsigliavano di entrare nell'euro o che comunque criticano fortemente l'imposizione di questa moneta unica per tutti gli stati europei. Questo è dedicato all'Italia, è del premio Nobel Paul Krugman, economista statunitense. E cosa dice Paul Krugman? Adottando l'euro l'Italia si è ridotta nella nazione di un terzo mondo che deve prendere in prestito una moneta straniera. Oggi noi non possiamo più emettere la nostra valuta, dobbiamo andare a chiedere in prestito ai mercati internazionali. Da tutto quello che vi ho spiegato fino adesso penso che questo sia lampante.
Wayne Godley già nel 1992 aveva capito questo problema, quindi con l'imposizione dell'euro i governi non potranno più essere finanziati, non potranno più utilizzare le loro banche centrali per spendere. Questo farà sì che potranno solo chiedere denaro in prestito dai mercati in concorrenza tra loro e chiuderà l'intera Europa in un blocco di deflazione, quindi di impoverimento, dalla quale non si potrà riprendere. Tim Condon, economista della Gran Bretagna, il potere di emettere la propria moneta è ciò che principalmente definisce l'indipendenza di una nazione. Se una nazione non è dotata di questo potere, di fatto è una colonia, è un qualsiasi ente locale, come una qualsiasi provincia, un qualsiasi comune, una qualsiasi regione che non hanno in mano le leve della moneta, quindi dell'economia. Oggi l'Italia a questo è ridotta. Non siamo più un vero Stato, siamo un popolo che ha perso ogni suo diritto. Altro studio di 170 economisti della Fed americana che hanno fatto uno studio proprio sull'introduzione dell'euro a partire dalla commissione degli anni 80 fino all'introduzione concreta della nuova valuta, e hanno concluso questo, che l'euro non può esistere, è una cattiva idea e non durerà. Lo studio è stato poi ripreso da due tecnocrati europei di nome John e Andrea nel 2009 e hanno detto: beh, siamo nel 2009, sono passati molti anni, l'euro è ancora qui. Questi economisti USA si sbagliavano. Stiamo parlando di 170 economisti tra i più autorevoli economisti monetaristi in ambito internazionale. E beh, sapete cosa è successo nel 2009, no? È stato in assoluto il più forte anno della crisi, con crolli del PIL anche di più del 5%, come nel caso dell'Italia. Alla luce di tutto ciò è evidente che John e Andrea sono due falsari e la conclusione è solo questa: che l'euro non può esistere, è assolutamente una pessima idea e non può durare, non deve durare. Marty Feldstein, un economista americano tra i più citati negli ambiti accademici, ha pubblicato centinaia di articoli economici sulle principali riviste economiche internazionali, e in un suo libro Unione Monetaria Europea e il conflitto internazionale diceva esplicitamente che questa cosiddetta unione politica imposta dall'alto, questa unione economica imposta, di fatto porterà a un aumento di conflitti all'interno dell'Europa, non ad una pacificazione dell'Europa. E questo è quello che sta accadendo, se ci pensate bene, con paesi completamente distrutti all'interno di questo sistema, a vantaggio di altri paesi più forti economicamente. I paesi più deboli, non avendo più in mano le leve democratiche e monetarie, non possono più difendersi dai paesi più forti che ne hanno tratto immensi benefici. Ho finito, adesso un rapido accenno anche al nostro programma di salvezza economica, che potete facilmente trovare sul nostro sito, e poi vi faccio vedere il link alla fine. Questi sono i punti fondamentali. Allora, il primo è che l'Italia, nell'uscire dall'euro, deve iniziare a pagare nella nuova valuta, cioè le lire, e cominciare fin da subito a passare nella nuova valuta. Deve lasciare i depositi in euro, ciò farà sì, cioè l'imposizione delle tasse nella nuova valuta, il fatto che i depositi restano ancora in euro, farà sì che la lira non si deprezzi, perché noi avremo bisogno di vendere gli euro per acquisire le lire per pagare le tasse. Questo farà sì che la lira si apprezzi, non si deprezzi. In più questo comporterà il crollo dell'intero sistema e noi ci troveremo a dover affrontare il problema opposto, ossia quello di un eccessivo rafforzamento della nostra valuta. Avremo in mano comunque tutti gli strumenti per evitare questo. Il governo deve finanziare un piano di piena occupazione sulla base di quanto fatto in Argentina dagli economisti MMT nel 2002, ossia assumere tutte le forze lavoro che può, i lavori in minima competizione col settore privato, per far sì che ci sia un aumento della produttività, per far sì che ci siano nuovi redditi che pian piano cominceranno anche a rilanciare il settore privato, nel quale poi i lavoratori rientreranno quando l'economia si riprese.
Questa cosa è stata applicata in minima parte in Argentina nel 2002 e di fatto salvò quel paese dalle catastrofi più totali in cui le aveva gettata l'America e il Fondo Monetario Internazionale, con percentuali di povertà che arrivavano anche al 50%. In quel periodo l'Argentina aveva i tassi di crescita annuali tra i più alti del mondo, si parla anche di 7-8% di aumento di PIL annuale. Il governo abbandonerà le logiche distruttive neomercantili che oggi stanno manifestando tutti i loro limiti in paesi quali la stessa Germania. Il governo cesserà l'aumento della sospesa a deficit per sorreggere l'economia solo nel momento in cui ci si avvicinerà alla piena occupazione, perché a quel momento non sarà più possibile aumentare ancora di più la produzione di beni e servizi e un'ulteriore iniezione di liquidità potrebbe causare il problema dell'inflazione, che come abbiamo visto prima comunque è un problema relativo. Si è manifestato storicamente in determinati contesti molto particolari, ma non è il caso di paesi evoluti come il nostro, e considerando anche l'attuale momento storico in cui viviamo. Il governo abroga il cosiddetto divorzio tra Banca Italia e Ministero del Tesoro, che di fatto fece schizzare alle stelle i tassi di interesse sui nostri titoli del Tesoro, ma farà ben di più, abolirà proprio completamente i titoli del Tesoro, perché uno Stato, una moneta sovrana, non ha bisogno dei titoli per finanziarsi. I titoli, in uno Stato, moneta sovrana, hanno una funzione ben diversa, che è quella di controllare il tasso di interesse in prestiti interbancari a breve termine, con un complesso meccanismo che al momento non c'è tempo di approfondire, se volete poi ve lo spiego nella sezione delle domande, ma assolutamente il meccanismo dei titoli di Stato è un meccanismo farraginoso che concretamente non è mai stato utilizzato per finanziare la spesa pubblica. Ho finito, ringrazio Paolo Barnard e il nostro referente economico Daniele Balsciu per le immense fonti a cui ho potuto attingere per dare questa presentazione, e vi lascio questi link in cui potete trovare molte delle cose che vi ho detto approfondite. Il discorso dei titoli di Stato è a questi link in cui l'economista MMT Bill Mitchell spiega punto per punto qual è la reale funzione delle tasse e la reale funzione dei titoli di Stato in uno Stato dotato di valuta sovrana fiat. Qui trovate anche il sito del giornalista Paolo Barnard, il nostro sito dell'MMT, e come funzionano le banche private, il meccanismo di erogazione dei crediti, per smontare anche molti falsi miti che circolano in ambito cospirazionista per quanto riguarda i sinologisti, e un articolo sui buoni motivi per tornare alla nostra valuta, spiegato in maniera molto semplice, redatto da Dario De Angelis, che è un nostro attivista molto autorevole e molto esperto in questo settore. Ho finito. Grazie a Marco, i numeri purtroppo sono numeri che fanno rabbia e visti così. Come dicevamo prima, adesso se qualcuno ha bisogno, ma vuole chiedere, chiedo dopo ti passo il posso? Sì. Sì, allora, premetto che sono d'accordo su praticamente tutto, sulle conclusioni, soprattutto sul funzionamento dell'Unione Europea, su come è stata costruita, per cui non entro nel merito delle cose che sono discusse. Solo un'obiezione: quando lei dice il settore non governativo, se mi può rimettere la slide magari, che forse io ho capito male, dice non genera moneta. In realtà c'è la riserva frazionaria, cioè le banche sì generano moneta. Insomma, Paul Samuelson ha vinto un Nobel per questo, cioè nel senso le banche creano moneta attraverso la riserva frazionaria. Lei è d'accordo? Assolutamente no, adesso le spiego anche perché. Benissimo.
il meccanismo della riserva frazionaria che dice praticamente che le banche con tot di riserva possono creare molto di più denaro, in verità è una menzogna smentita dagli economisti MMT. Se lei dice l'articolo, se lei guarda, legge l'articolo che ho postato alla fine di Bill Mitchell, e possono dare anche riferimento di email se vuole, e praticamente questo meccanismo viene smontato pezzo per pezzo, in quanto le banche nell'erogare dei crediti alla fine generano non denaro vero, non denaro dello Stato, ma bensì denaro fritto, aria fritta, che quando viene depositato nel conto corrente del fornitore, a cui io do il mio prestito, alla fine determina comunque un pari addebitamento delle riserve della banca che ha generato il credito. E alla fine di ogni giornata le banche devono pareggiare una determinata quantità di riserve presso le banche centrali, quindi il fatto che lo devono fare dopo comporta che abbiano una certa elasticità nell'erogare i crediti, ma comunque quando alla fine del meccanismo, quando le banche erogano il credito, c'è sempre un accreditamento delle riserve, non c'è mai creazione di ricchezza finanziaria a netto, di nuova ricchezza. No, ma infatti il problema è proprio questo, no? Che secondo me, ad esempio, secondo tutta una serie di un'altra impostazione che si vuole più marxista, cioè questa è proprio una delle cause della crisi, è proprio questa, cioè questo effetto leva così spropositato, nel senso che le banche hanno creato una ricchezza finanziaria che non corrisponde assolutamente alla ricchezza reale. Lei quando ha fatto l'esempio della Spagna, io ho vissuto molto tempo in Spagna e una delle cose è stata proprio questa, cioè il fatto che le banche emettessero crediti alle persone e quindi praticamente creassero una bolla speculativa e in questo caso immobiliare. Sì, questo perché le banche erogano crediti, se l'economia reale non tira, non vengono ripagate, poi l'addebitamento delle riserve rimane e le banche quello che io discuto è questo, cioè secondo me anche il settore non governativo genera moneta, non una moneta reale, ovvio, una moneta finanziaria. Non una netto. Però genera in corrispondenza di un debito. Certo, quello che dice lei è assolutamente giusto, perché alla fine l'attività creditizia è fondamentale in ambito di capitalismo moderno per ogni realtà industriale. Chi ha un'industria sa che senza i crediti le industrie non aprono, non riescono a mantenere le loro attività, però col credito erogato dalle banche non si ha creazione di ricchezza finanziaria netto, c'è sempre un credito che però è compensato da un pari a debito delle riserve circolanti nel sistema. Tant'è, e concludo sui falsi miti, che si sta parlando, per chi insomma si interessa di queste cose, di Basilea 3, quando in realtà appunto non siamo neanche in grado di fare Basilea 2, cioè Basilea praticamente sono quegli accordi che devono ridurre proprio l'effetto leva delle banche, per cui anche questo secondo me potreste magari diciamo, vanno bene secondo me, se posso esprimere proprio la mia opinione, tutti i riferimenti per far capire il problema nel suo complesso, no? Però magari spiegare anche degli aspetti più magari concreti, mi riferisco alla durata di questa che insomma i temi sono importanti, vanno spiegati, però magari più per le persone, per i cittadini, che cosa si può fare, cioè magari un po' meno come siamo arrivati qua e più che cosa potremo fare, no? Sì. Consiglio, voglio dire, poi giustamente... Accetto perfettamente il tuo consiglio, è assolutamente un consiglio ottimo, direi, di cui vedremo di far tesoro. E per quanto è possibile nella mia presentazione ho cercato comunque di spiegare anche cosa il governo dotato di moneta sovrana può fare, perché se avete posto attenzione in molti casi, come ad esempio nel caso delle tasse, ho detto esplicitamente che il governo per determinati settori in crisi deve abbassare le tasse. Noi dell'MMT, nel nostro programma di salvezza economica nazionale, poniamo come principio anche l'abolizione totale delle tasse sui consumi, quindi sull'IVA, per rilanciare proprio i consumi che sono il volano per fare ripartire l'economia. Qualcun altro?
Se non ho capito male, la ragazza che ha presentato la serata ha fatto un accenno all'Ungheria dicendo che ha applicato quei principi che questa sera sono stati spiegati. Ho capito male o è vero? E se ho capito bene, in che termini ha applicato questi principi? Sarò molto onesto e molto diretto. Allora, io parlo esclusivamente di cose che ho approfondito e studiato bene al 100%. In tutta sincerità, il caso dell'Ungheria non l'ho approfondito, non l'ho studiato. Quello che posso dire io è che dalle notizie in mio possesso l'MMT al 100% non è stata applicata mai in nessun caso. Ci sono dei casi in cui ci si è andati vicino, tipo l'Argentina, a cui ho fatto riferimento, di fatto applicò nel 2002 un programma di piena occupazione che, anche se è applicato solo in parte, perché è applicato comunque solo ai capi famiglia, consentì dei livelli spaventosi veramente di aumento di produzione, di calo, di disoccupazione, di povertà di quel popolo che veramente era ridotto allo stato di una nazione forse nemmeno del terzo mondo, forse quasi del quarto mondo. L'Ungheria mi preoccuperò di studiare in maniera più dettagliata il caso e di fornire una risposta più esaustiva e anche di email se vuole, poi adesso giù i riferimenti e se volete contattarmi per qualsiasi richiesta, per qualsiasi problema, io sono disponibile. Comunque nella presentazione noi volutamente abbiamo cercato di porre più attenzione alle economie maggiori del mondo. Adesso l'Ungheria mi risulta che non sia un esempio molto significativo sul quale parare, diciamo, le nostre discussioni. Comunque nulla è escluso che possa anche diventarlo, certo. No, io sono in linea massima abbastanza d'accordo. Però non è che vedo una posizione un po' marxista dell'economia, cioè pensare che l'uomo sia uno strumento dell'economia e basta, che dall'altro si può muovere con una pedina e decidere. Non voglio dare un aspetto più sociale, tipo i tornieri di Putman, Lucia Florida, o Dio Sarsi. Cioè non è sufficiente soltanto tipo il Giappone, funziona perché è il popolo che ha costruito il mondo, perché non sono 20.000 forestali da mandare su un profumo. Hanno un sistema, loro stampano soldi, non sono per fare ricchezza, non sono per fare tecnologia. Quindi forse quello è il dato più importante, che a Cuba non funziona. Sì, rispondo subito. Noi assolutamente non siamo affini al 100% perlomeno al marxismo. Noi difendiamo un capitalismo che comunque sia un capitalismo rivolto al sociale. Noi praticamente diciamo che la reale ricchezza di un paese è quella che viene alla fine prodotta da voi cittadini. Denaro, come ho detto, è solo un codice che lo Stato deve gestire nel migliore dei modi per far sì che ci sia la produzione reale che dice lei, quindi servizi che siano utili ovviamente, non forestali della Sicilia, e piena produzione industriale di beni e servizi. Il fatto è che comunque, nonostante l'Italia non sia sempre stato esempio di spesa virtuosa, a cui potrei aver suggerito che dovete pensare, comunque abbiamo visto che l'Italia, quando negli anni 80 e negli anni 90 applicava in parte le MMT, pur sospendendo anche poco o sospendendo anche gli sprechi, comunque ha fatto sì che il nostro paese diventasse di fatto dal punto di vista manifatturiero primo in assoluto in Europa. Quello che diciamo noi è che comunque il settore privato alla fine non deve essere spodestato dal settore pubblico. Il discorso dei programmi di pieno lavoro garantito devono essere di lavori sì finanziati dal pubblico, ma con lo scopo di fare ripartire anche l'economia privata, perché se avete posto attenzione a quello che ho detto alla fine, lo scopo è quello di far sì che ci sia ripresa economica, ci sia ripresa di domanda che poi rifavorirà il risorgere anche del settore privato, che beneficerà anche dell'affluenza di lavoratori formati nei PNG e con nuove competenze anche, perché i PNG potrebbero formare i lavoratori in ambiti nuovi quali la ricerca, l'ambiente e tutti quei settori in cui il settore privato fa fatica ad investire perché non sono redditizi a breve termine così tanto da giustificare l'investimento. Lei prima accennava dicendo che l'euro
non so se dà più fastidio agli americani, perché è vero che ha molti punti, però se si prende il Giappone, ha fatto un esempio, è il 230% del PIL, noi abbiamo come debito, noi abbiamo il 130%. Se domani mattina qualcuno dice che il Giappone non riesce a pagare il debito, qualcuno ci sarebbe ormai 5 minuti di panico, poi qualcuno fa notare che il 97% del debito ce l'hanno in mano loro e il 3% in mano al mercato. Il governo italiano negli ultimi 15 anni l'ha dato in mano al 60%, l'abbiamo dato in mano agli esteri, e dando in mano all'estero si è ricattabile, questo è il primo problema. E poi un'altra cosa vorrei aggiungere è che, per dire, se è vero che, come qualcuno sostiene, che la prima fonte di finanziamento americano è il dollaro, i problemi di Iran e Iraq non hanno avuto quando qualcuno ha cominciato a dire vendiamo il petrolio in euro. E a Candine e a Saddam Hussein qualche problema l'hanno avuto. Allora non concordo che l'euro ha avuto questi difetti, nel senso che vogliamo svalutare, ma per competere con chi? Con l'operaio cinese? Cioè, se vediamo i svizzeri, negli anni 80 hanno avuto problemi di orologi, avevano l'80-90% del mercato, oggi ne hanno il 3% degli orologi li fanno loro, però hanno il 70% del mercato, quanto riguarda il fatturato. Hanno lasciato il 97% della produzione ai cinesi, che tutto sommato si portano a casa fino a un 30%. Allora credo che il problema sia un po' più complesso, nel senso che se uno guarda determinati dati sa già dove vanno paesi nei prossimi 20 anni. Se riguarda la demografia di un paese, vede che nell'87 il Giappone ha fatto il boom in borsa, poi ha avuto 20 anni di problemi che nessuno riusciva a capire perché, e qualcuno ha detto, ha fatto osservare che la loro demografia, cioè sono andati scendendo. Noi cominciamo ad avere adesso, c'è l'Inghilterra e ci saranno gli Stati Uniti nei prossimi 10-15 anni. Gli inglesi non è che vanno meglio di noi, sebbene che sono rimasti fuori dall'euro, e abbiamo tre cose in comune, qualcuno dice: Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Abbiamo delle concentrazioni di reddito molto, diciamo, paragonabili a quelle della crisi del 29. Allora, per tutta questa serie di problemi, non so se mi sono spiegato bene, credo che l'euro sì ha dei secondi, cioè è stato fatto male, però non proprio come lo vogliono fatto bene, insomma. Le rispondo subito. Grazie. Semplicemente un punto alla volta, però, perché lei ha toccato degli argomenti anche molto complessi e anche più duro a molti che meriterebbero delle risposte, per cui non vorrei soprare spazio anche agli altri ospiti e vedo di rispondere ai punti più salienti. Allora, per quanto riguarda il Giappone, no. Il fatto che abbia un debito, che abbia venduto molti titoli internamente, significa che il Giappone, come abbiamo visto dai grafici di prima, ha arricchito di più il settore interno per la sua spesa a deficit che non il settore estero. Questo non comporta affatto che uno Stato che ha uno Stato a moneta sovrana che vende i titoli all'estero abbia dei problemi abbia un problema nel ripagare questi titoli, perché comunque il monopolista della valuta è sempre lui. Anche l'Italia, a dire la verità, ha ancora il maggiore debito pubblico al suo interno, nonostante sia stato fortemente esternalizzato negli anni 90 grazie a Romano Prodi, però noi siamo un paese commissariato, un paese declassato, e un paese che materialmente può finire il suo denaro, perché lo dobbiamo chiedere in prestito, non lo possiamo più emettere noi. Comunque il discorso delle differenze tra debito estero e debito interno non influisce sull'onorabilità del debito, a meno che uno Stato separatamente non decida di indebitarsi in valuta straniera, come ha fatto l'Argentina quando aveva agganciato il valore del peso al dollaro, ma era costretta a farlo, perché quando uno Stato lega
il suo valuta un tasso di cambio fisso, deve assicurare la convertibilità del peso in dollaro in ogni momento, quindi naturalmente prima di spendere deve procurarsi i dollari, debitandosi in dollari. Per quanto riguarda il prezzo del petrolio, anche qui no, perché il prezzo del petrolio viene sempre apprezzato in dollari, ma è acquisibile con tutte le valute esistenti al mondo. Quindi assolutamente, anche nel caso in cui tornassimo con la nostra valuta, non avremo alcun problema nell'approvvigionarci di petrolio. Pensi che il costo di approvvigionamento del petrolio per l'Italia, in base agli stessi dati della Ragioneria dello Stato, ammonta a un massimo, quando ci sono state le crisi delle guerre del Golfo, è arrivato a un massimo del 2% del PIL. Potremmo essere spinti a credere che le spese che sosteniamo per il petrolio siano il 30 e il 40%, ma assolutamente non è così. Per quanto riguarda l'Inghilterra, sono perfettamente d'accordo con lei, in parte è quello che è avvenuto anche in Giappone e che avviene in America. L'Inghilterra sta sì andando meglio di noi, ma di poco meglio, perché si parla anche lì di crescite annuali del 2%, o poco più o poco meno, adesso a seconda dei trimestri. E quindi sono stati che in verità stanno spendendo poco deficit per l'economia reale, stanno facendo un'altra cosa, stanno facendo il cosiddetto alleggerimento quantitativo, che si chiama quantitative easing, che consiste nel levare i titoli del settore bancario, finanziario e al loro posto di accreditare riserve, che sono però tutti soldi che non vengono spesi nell'economia reale, arricchiscono di fatto quasi esclusivamente il settore finanziario. Ed è per questo che alla fine non godono di crescite così alte, che anche il Giappone stesso non ha tratto grandi benefici da questi vantaggi. Poi c'è da fare il discorso che comunque America e Giappone hanno anche svalutato molto le loro valute e il PIL è aumentato anche per quello, senz'altro, perché comunque quando svaluti sei più competitivo. Comunque assolutamente noi diciamo, per quanto riguarda la svalutazione della lira, a cui hai fatto riferimento, noi assolutamente diciamo che non bisogna svalutare, perché la svalutazione rientra sempre nell'ambito di competitività con l'estero. Cioè noi diciamo esplicitamente, Warren Mosler lo dice, che le esportazioni alla fine sono uno svantaggio per il paese, perché ti costringe ad esportare i beni reali di cui tu puoi far godere la tua popolazione, cioè prodotti, servizi, sei costretto ad esportarli fuori per far entrare dei capitali che poi nemmeno saranno ben equamente distribuiti tra le popolazioni. Il PIL interno, come testimonia il caso della Germania, deve essere mantenuto basso in questa logica. Noi diciamo, siccome la nostra economia è keynesiana, è rivolta al sociale, non siamo per il neoliberismo, noi diciamo che dobbiamo pensare di più alla produttività nazionale, alle importazioni. Le esportazioni vanno bene solo nel momento in cui ci consentono di ottenere importazioni, quindi di equilibrare per far sì che non ci siano fluttuazioni troppo ampie del valore della valuta, ma assolutamente non diciamo che lo Stato deve basarsi esclusivamente o in maggior parte sulle esportazioni, anzi diciamo l'esatto contrario. L'esempio degli Stati Uniti che ho fatto vedere prima testimonia come gli Stati Uniti, che è il paese primo come PIL al mondo, con un PIL 2 o 3 volte maggiore anche di quello della Cina, che ha molti più abitanti degli Stati Uniti, è un paese che non ha mai puntato molto sulle esportazioni, un paese il cui PIL deriva l'80-90% da produzione interna e importazioni. Sì, sono Mattia, sono un attivista però volevo chiederti, Marco, se puoi riassumere un po' quelli che sono stati i nostri rapporti con la politica, con i sindaci, con il Movimento 5 Stelle, giusto per far capire cosa abbiamo fatto anche adesso e quali sono state le risposte. Ciao. Allora, i nostri rapporti con la politica non sono stati dei più rossi, diciamo subito. Noi siamo messi a quanto in sordina, i media non ci danno spazio, i giornali molto difficilmente pubblicano anche una nostra letterina, e ci sono dei partiti che
perlomeno ci sono giunte notizie e hanno iniziato a studiare il nostro metodo, la nostra economia, che non sono partiti propriamente raccomandabili, perché si parla di Forza Nuova o partiti di estrema destra, quindi non destra, proprio destra, anche in parte anche antidemocratica. La cosa di Marx, no? Esatto, sì. Per quanto riguarda la politica, allora noi troviamo difficoltà soprattutto nella sinistra, nel centro-sinistra, che è completamente schierato dalla parte dell'europeismo più acritico, più non ragionevole, diciamo, più ideologico, più dogmatico, e anche per quanto riguarda la destra, purtroppo, diciamo che la destra è già meno ideologizzata della sinistra sotto questo punto di vista. Ma anche lì facciamo attualmente grosse difficoltà. C'è qualcuno, siamo stati contattati da alcuni rappresentanti della Lega Nord, c'è un onorevole di nome Fontana che è un europarlamentare che ci ha già contattato con l'intenzione di partecipare ad uno dei nostri eventi. Speriamo sia un buon inizio, anche se a sentire discorsi quali quelli del sindaco di Verona Flavio Tosi, al momento dobbiamo fare molta strada anche per quanto riguarda la Lega Nord. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle c'è purtroppo un grande problema, che Paolo Barnard, pur utilizzando un metodo che non condivido, che è quello di usare termini duri o di offendere, alla fine dice una verità. Il Movimento 5 Stelle è gestito come una sorta di setta al momento, perché c'è un grande imprenditore nel mondo delle comunicazioni che è Casaleggio, che ha anche rapporti in prima persona col grande mondo della finanza. Di fatto gestisce un po' come da dittatore il Movimento 5 Stelle. Alla base del Movimento 5 Stelle veramente ci sono delle persone anche molto volenti che queste cose le vogliono comprendere, le vogliono capire e potenzialmente anche applicarle, però con l'attuale livello di gestione del Movimento 5 Stelle purtroppo qua c'è poco da fare. Io su questo mi associo a Paolo Barnard. Il Movimento 5 Stelle deve scalzare dal monopolio Casaleggio e far sì che anche Grillo si raffronti in maniera democratica con il movimento. Qualcun altro? Se nessun altro vuole fare domande, ringrazierei il dottor Gavedon per la presentazione e voi tutti per la partecipazione alla serata. Grazie.